Salve a tutti! Vi è mai capitato di vedere su internet questi post? L'ispiratore di Super Mario. Ma chi era Mario Segale? Mario Arnold Segale nasce a Seattle il 30 aprile del 1934 ed è un imprenditore. Nel 1981 affitta uno dei suoi magazzini alla società giapponese Nintendo per creare il quartier generale americano. Purtroppo la compagnia ebbe qualche problema all'inizio finanziariamente ed alcuni affitti erano arretrati. Il presidente Minoru Arakawa promise al signor Mario di saldare quanto prima i debiti e il signor Mario accettò, dandogli ancora del tempo per saldare la cifra. Secondo la storia, in seguito, per omaggiare il signor Mario, il personaggio di Donkey Kong The Jumpman prese il nome di Mario. Personalmente lo ringrazio perché per un momento gli italiani da pizza, mafia e mandolino sono diventati idraulici saltanti. Una storia bellissima, però c'è un particolare, questo non è il signor Mario. Infatti, il vero volto del signor Mario Segale è questo qua. Purtroppo, l'ispiratore di Super Mario ci ha lasciato il 27 ottobre del 2018, a Tocqueville. Ma quindi chi è il personaggio che gira sempre nelle fotografie? È l'attore, regista e partigiano italiano Folco Lulli. Nato a Firenze il 3 luglio del 1912, è morto a Roma il 24 maggio del 1970. Debutta al cinema nel 1946 e durante tutta la sua carriera partecipa a ben 107 film. Personalmente lo ricordo in Totò cerca casa del 1949. Oddio, l'eccidio! Alata! Amalia! Porcaccione! Muracola! Ti dice colto, è mascalzone! Vile seduttore! Ma per Bacco, qui si continua a prendere fischi per fiaschi! Ritornando a Super Mario, il frame incriminato proviene dal film Vite vendute del 1953. Parere personale. Videogioco per videogioco, oltre a Super Mario, assomiglia pure ad un altro personaggio della Nintendo. Fatto sta che da qualche anno girano questi post su internet con centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti. Però è tutta una bufala, quindi state attenti con le ricerche. Inoltre, ancora un velo di ironia su Folco Lulli. È stato accostato al personaggio di Super Mario per questa sua somiglianza. Ma nel film sapete come si chiama il personaggio? Luigi. Quindi siamo là con i fratelli. Già. Luigi! Luigi! È morto. No, respira. Respiro il puzzo dei vostri piedi. Brutto maiale. Non ti manca niente? Sei tutto intero? Non so, ora guardo. Ci hai fatto crepare di paura, sai. Ti credevamo morto. Anch'io. Grazie a tutti per la visione, state buoni.